Buongiorno, le principali notizie. Chiesto rinvio a giudizio per l'assessore al turismo Elvira Amata, accusata di corruzione dopo le recenti inchieste sulla sanità. Oggi l'opposizione presenta la mozione di sfiducia a Schifani. Festa di Sant'Agata a Catania, l'arcivescovo Luigi Renna, commissario ai circoli agatini. Inizia così un percorso di spiritualità che accompagnerà le celebrazioni in onore della patrona di Catania. Nuova emergenza rifiuti a Caltanissetta, sospesa la raccolta del vetro, sature anche le piattaforme per la plastica. Doppietta di no per il ponte dopo la bocciatura della Corte dei Conti, manca il visto di legittimità sull'atto che regola i rapporti tra il Ministero dei Trasporti e lo Stretto di Messina. Sospetta abusi sulla sorella tredicenne, cerca di farsi giustizia da solo a Partinico nel Palermitano, un giovane aggredisce il nonno di 70 anni. Calcio, Ross Pelligra a Catania, incontri su Torre del Grifo, l'attenzione al mercato invernale per il futuro della squadra. Toscano intanto e i suoi lavorano per preparare la sfida interna di domenica contro il Latina. Serie B, il Palermo dopo la sosta attesta solo per Lentella, Rosanero sabato a Chiavari per tentare di risalire la classifica. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Chiesto il rinvio a giudizio per corruzione nei confronti dell'assessore al turismo Elvira Amata. Intanto oggi l'opposizione presenta la mozione di sfiducia a Schifani. Manlio Viola. Avrebbe concesso un contributo da 30.000 euro ad una manifestazione su Donne, Economia e Potere in cambio dell'assunzione e dell'alloggio per il nipote da settembre 2023 a marzo 2024. Con l'accusa di corruzione la Procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio per l'assessore al turismo della regione siciliana Elvira Amata e per l'imprenditrice Marcella Cannariato. L'inchiesta è un filone dell'indagine iniziata con lo scandalo della mostra milionaria a Cannes, che ha poi portato a un'altra indagine sul presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e ad altri due filoni diversi sul turismo, uno dei quali adesso arriva davanti al GIP Walter Tortorici, che ha convocato l'udienza per decidere il prossimo 13 di gennaio. Ma nell'attesa che la giustizia faccia il suo corso, la richiesta è già un'altra tegola sul governo e la regione. Attaccano le opposizioni. Il presidente mette alla porta adesso anche Fratelli d'Italia, togliendo gli assessori dalla giunta come fatto con quelli della Democrazia Cristiana, dice il capogruppo 5 Stelle Antonio De Luca. Schifani si dimetta e liberi la Sicilia da questa cappa, chiede invece ancora una volta il segretario del PD Anthony Barbagallo, mentre Ismaele Lavardera parla dell'ennesimo schiaffo ai siciliani per bene. Intanto domattina le opposizioni all'Ars tutte insieme presenteranno la mozione di sfiducia al governo della regione, annunciata alla fine della scorsa settimana dopo il ritiro in convento proprio di PD, 5 Stelle e Controcorrente. Una mozione che comunque non ha voti sufficienti per riuscire e già è stata criticata anche da Cateno De Luca, che l'ha tacciata come ipocrita. A Catania, circoli e associazioni agatine commissariate, l'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, lo aveva annunciato in più occasioni, dicendo appunto del desiderio di ricominciare, e firma un provvedimento per la festa di Sant'Agata, una decisione di discontinuità dunque col passato. L'annuncio è stato ufficializzato da una lettera che è stata inviata ai circoli, fra questi il Circolo Cittadino di Sant'Agata, l'Associazione Sant'Agata al Carcere, l'Associazione Sant'Agata in Cattedrale, quella al Borgo e anche l'Associazione Femminile di Sant'Agata in Cattedrale e anche, non ultimo, il Circolo Femminile di Sant'Agata. Comincia così un percorso di spiritualità da dedicare alle celebrazioni appunto in onore della patrona di Catania. E adesso torniamo all'emergenza rifiuti, perché in Sicilia torna, in particolare a Caltanissetta, dove si blocca la raccolta del vetro e gli impianti della plastica sono ormai saturi. Vediamo il servizio di Rita Cinardi. La Sicilia si trova ad affrontare una nuova emergenza ambientale. Il sistema di raccolta differenziata è in crisi. A Caltanissetta il vetro non viene più ritirato, nelle piattaforme per la plastica invece non c'è più spazio. E sullo sfondo l'allarme lanciato dal sindaco di Misterbianco, il quale nei giorni scorsi ha dichiarato che senza una regia locale e regionale il sistema potrebbe collassare. A Caltanissetta la raccolta porta a porta del vetro è sospesa. Dasti, l'azienda che gestisce la raccolta, ha avvisato gli utenti che il servizio non potrà essere effettuato a causa del mancato ritiro
ritiro di questa frazione da parte del Consorzio Recupero Vetro dalle rispettive piattaforme di riferimento. Ma non è solo il vetro a creare tensioni. La SRR Ato 3 Caltanissetta Provincia Nord ha diramato un proprio comunicato drammatico. La crisi regionale interessa anche la plastica raccolta tramite la differenziata. Secondo la SRR diversi impianti hanno chiuso o sospeso i conferimenti. Il motivo: le aree di stoccaggio sono piene e il Consorzio Corepla, che gestisce parte del riciclo degli imballaggi in plastica, ha bloccato i ritiri. Il Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana ha convocato un incontro tecnico istituzionale il 19 novembre al quale parteciperà la SRR Ato 3 per cercare soluzioni condivise e temporanee per gestire questa emergenza. A lanciare l'allarme con tono ancora più grave è il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, che definisce il sistema plastica regionale al collasso. Corsaro chiede alla Regione Siciliana di attivare una cabina di regia operativa anche nel weekend se necessario per evitare il precipitare della situazione. La nuova decisione della Corte dei Conti sul progetto del ponte sullo Stretto ha provocato diverse reazioni a livello nazionale e locale. Salvini si è detto determinato ad andare avanti, a Messina si è in stand-by, quindi si è ancora bloccati perché c'è in ballo il lavoro sul nuovo piano regolatore generale. Francesco Triolo. Per la Stretto di Messina era una decisione prevedibile, collegata al primo no che la Corte dei Conti ha dato lo scorso mese al progetto sul ponte sullo Stretto approvato dal CIPES. Per Ino Ponte la conferma che quel progetto non va bene. Non sono mancate le reazioni al mancato visto di legittimità che la magistratura contabile ha ufficializzato sul terzo atto aggiuntivo, quello che regola i rapporti tra il Ministero dei Trasporti e la Stretto di Messina. La Corte dei Conti non fa altro che assolvere al proprio compito, ad assolvere alla propria funzione. Verificando le carte, leggendo le carte, non può fare altro che dare questi no, che non sono un no preconcetto, sono dei no valutati sulla base di aspetti giuridici e tecnici. La Stretto di Messina ha convocato un CDA per il 25 novembre, anche il ministro Matteo Salvini conferma di essere determinato ad andare avanti, una fiducia che non manca nemmeno tra i leghisti messinesi. Noi continuiamo a credere nel fatto che il ponte sia un'opera nevralgica per tutta la Sicilia, non soltanto per la nostra città. Confidiamo nel fatto che il progetto andrà avanti e che è nel lavoro del nostro ministro Matteo Salvini. Per Messina cambia poco al momento, il comune sta lavorando al piano regolatore con la previsione del ponte. Credo che sia in una fase in cui bisogna attendere e comprendere quali sono i passi successivi rispetto a un'opera che, per quanto riguarda il Comune di Messina, contiene anche tante opere anticipate che sono state presentate e che sono legate al grande impalcato. Anche al PRG di Messina che ha dovuto cambiare. Sì, il piano regolatore generale è in una fase di stand-by rispetto a una visione che è sempre stata portata avanti senza il ponte. Questo, l'ho detto, non è un mistero, e che dovesse andare avanti questo iter, dovesse concludersi, deve essere rivisto rispetto a questa progettazione. Ed è anche battaglia di dati scientifici in Senato a Roma sul ponte dello Stretto. A confronto ricercatori e tecnici, la senatrice Vita Elena Cattaneo si chiede: il ponte potrebbe resistere a un terremoto come quello dell'Aquila? E per Carlo Doglioni, già presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nell'area non si possono escludere eventi sismici di magnitudo maggiore a 7. Di parere contrario invece il sismologo Valsise, criticità che dice sulla struttura per quanto riguarda i venti sono state espresse anche da Giorgia Diana, direttore della Galleria del Vento. Un ventenne aggredisce il nonno sospettato di aver abusato della sorella di 13 anni. Dunque è stato arrestato, successo a Partinico nel Palermitano, nella zona delle case popolari. Marco Gullà. Aveva l'atroce sospetto che il nonno avesse abusato della sorellina di 13 anni e quindi si è presentato in casa dell'anziano minacciandolo con una pistola a giocattolo prima di essere neutralizzato dai poliziotti con un taser. Momenti di alta tensione a Partinico, in provincia di Palermo, dove la polizia ha arrestato un ragazzo di 20 anni accusato di minacce, resistenza, danneggiamento e violazione di domicilio. Contestualmente sono state avviate le indagini sul familiare, un settantenne che, stando al racconto di una ragazzina tredicenne, avrebbe adottato ripetutamente dei comportamenti morbosi nei suoi confronti. A chiamare il 112 sarebbero stati alcuni vicini, segnalando cosa stava accadendo nell'abitazione del nonno, dove al momento dell'irruzione del ventenne c'era anche la sorella minore. Il ragazzo poi, finito in manette, è venuto a conoscenza delle attenzioni che il settantenne avrebbe riservato alla giovane e avrebbe deciso di farsi giustizia da sé. Così ha raggiunto l'abitazione nella zona delle case popolari di Partinico, sfondando
sfondando la porta e scagliandosi contro il familiare. Una storia che intreccia disperazione e degrado. La polizia sta cercando di verificare le accuse mosse dal nipote e accertare se realmente c'è stata violenza sessuale nei confronti della ragazzina. Tra le persone sentite anche la madre della tredicenne, alla quale avrebbe raccontato ciò che avrebbe fatto il nonno in alcune occasioni in cui si sarebbero trovati da soli. Corriere della droga ha trovato con 35 kg di cocaina a bordo di un SUV. Un romano è stato così arrestato a Catania dalla Guardia di Finanza. Emanuela Corsi. Viaggiava a bordo di un SUV con 35 kg di cocaina del valore di 7 milioni di euro. Fermato per un controllo all'imbocco della tangenziale di Catania, nei pressi del casello autostradale di San Gregorio, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Il Corriere, un romano in trasferta in Sicilia, all'alto dei militari è apparso fin da subito nervoso e ha fornito informazioni sui motivi del viaggio in Sicilia che hanno insospettito i finanzieri, tanto da indurli a effettuare una perquisizione dell'uomo e del veicolo. Durante l'ispezione del mezzo sono stati trovati numerosi panetti di cocaina occultati all'interno di 2 borsoni contenenti gli effetti personali del conducente. I militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato l'ingente carico di droga e il SUV utilizzato per il suo trasporto e arrestato in flagranza di reato il conducente per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Il Corriere è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. 3 saggi per scegliere i nuovi manager della sanità e la nuova procedura annunciata dal presidente Schifani per mettere a freno alle polemiche degli ultimi mesi, critiche le opposizioni, per qualcuno alla toppa e peggio del buco. Orazio Longo. L'annuncio di Schifani di nominare una commissione per scegliere i manager della sanità non è scevra da critiche. Il presidente della regione ha spiegato che i nuovi direttori generali non saranno scelti soltanto dalla giunta, ma saranno prima selezionati da una commissione composta da 3 soggetti nominati, uno dal governatore, un altro da Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, e un altro ancora dalla Conferenza dei Rettori. La selezione, promette, sarà rigorosa, ma per il PD questo significa una missione di colpa che conferma che in Sicilia il sistema è stato piegato alle logiche partitiche. Per Manlio Messina la toppa è peggio del buco, mentre il Movimento 5 Stelle parla di fumo negli occhi. Per Cateno De Luca migliorare il meccanismo che possa alzare la qualità delle terne è utile, ma non basta. Non mi pare che ci siano regioni dove è la cicogna a portare comunque i manager. La politica sceglie. La questione è in quale ovviamente alveo sceglie e soprattutto qual è il mandato che alla fine hanno questi manager. Il loro mandato è quello di gestire con efficienza, efficacia ed economicità quelle che in ogni caso la nostra salute? Sì, e allora è ovvio che lì il problema è di natura diversa, quella di avere nell'ambito anche di chi dà gli indirizzi quel minimo di etica che non svii la funzione di ciascun soggetto che viene individuato. E c'è chi parla di un ritorno al modello Musumeci, l'ex presidente della regione, ora ministro. Per la CGIL Medici, quella annunciata da Schifani è una procedura che esisteva già, istituita nella scorsa legislatura, ma che non è stata applicata, se non parzialmente. Una breve pausa, poi ci occuperemo della formica di fuoco che infesta le campagne del Siracusano. La formica di fuoco continua ad attaccare il Siracusano e non risparmia nemmeno il vivaio della forestale. Questa specie aliena rappresenta un pericolo per tutti, anche per l'uomo. Francesco Aloi. In un primo momento si è trattato solo di piccole nidi sparse nella superficie, poi con un monitoraggio più approfondito abbiamo visto che era diffusa su tutta la superficie del vivaio. Anche il vivaio forestale di Spinagallo a Siracusa sta facendo i conti con la formica di fuoco. Le piantine sono in questo momento allo stato di abbandono perché siccome la formica di fuoco è una formica che punge, riesce a pungere l'essere umano, quindi non possiamo mandare noi gli operai. Una delle specie aliene più invasive e pericolose al mondo, che ha fatto del Siracusano la sua roccaforte. Trovare questa formica non è poi così difficile. Importante però fare molta attenzione, perché può diventare un pericolo. È in grado di predare invertebrati, piccoli vertebrati, pungere l'uomo con punture dolorose, può danneggiare porzioni di pianta
e sono segnalati addirittura attacchi a impianti elettrici. Nel 2023 è stata avvistata qui, nella zona del Ciane, la prima volta in Europa. Ma secondo i ricercatori dell'Università di Catania, la formica di fuoco potrebbe essere arrivata già molto tempo fa. Sono in effetti state raccolte testimonianze di punture da parte di formiche e quindi presumibilmente ascrivibili a questa specie. La regione è comunque al lavoro per contrastare l'avanzata di questa formica e da alcuni giorni è attiva anche una web app dove si possono fare segnalazioni con molta facilità. Hanno lasciato il segno anche in Sicilia le gemelle Kessler che si sono date la morte insieme in Germania. Vincenzo Spampinato le ricorda al nostro TG quando negli anni 90 hanno riscosso un successo in uno spettacolo a Catania. Dolcissimi, racconta, faceva una gara dietro le quinte per tenere in braccio la figlia appunto di Spampinato, Desiree Ferlito. Spettacolo, ballerine, cantanti, showgirl a tutto tondo, famosissime in Italia negli anni 60 e 70. Alice ed Ellen, per tutti le Kessler, simbolo di eleganza assoluta, un'immagine sempre curata nei minimi dettagli, due corpi identici e due voci armonizzate. La notte è piccola per noi, troppo piccolina. Le stelle gemelle hanno lasciato il segno anche in Sicilia. Le vediamo raggianti in questa foto insieme al cantautore Vincenzo Spampinato, direttore della storica manifestazione degli anni 90, Le Ciminiere e le Stelle. Le Kessler furono accolte dai catanesi con entusiasmo e lo spettacolo si rivelò un grande successo. Era nata da poco mia figlia Michela e loro vedendola facevano una gara chi la doveva tenere, e quando poi Michela è cresciuta un giorno vedendo questa foto dice: papà, ma chi sono queste due belle signore? Ho detto queste sono tormentoni nazionali e le loro apparizioni televisive erano attese come eventi, una ventata di aria nuova negli anni 60. I loro ritornelli rimarranno nella memoria di tutti. Nella loro vita privata non si sono mai sposate per restare indipendenti. Le Kessler ci lasciano a 89 anni, scegliendo di rimanere libere fino alla fine. Un grande abbraccio da Ellen e Alice. Ciao! Una breve pausa alla pagina dello sport con gli impegni che attendono Catania e Palermo. Eccoci al calcio, Ross Pelligra a Catania, in agenda incontri relativi alla Torre del Grifo ma anche al futuro della squadra con la programmazione già da adesso del mercato invernale. Intanto il calcio Catania prepara la sfida con Latina di domenica pomeriggio. Francesco Triolo. Il primo posto in classifica perso, ma non la fiducia, l'entusiasmo e la voglia di continuare a programmare e costruire. Ecco perché in città è arrivato Ross Pelligra. C'è da accelerare il percorso che riporterà il Catania nel centro sportivo di Torre del Grifo e la società punta a pagare il saldo della somma in tempi più brevi rispetto a quanto previsto, così da anticipare l'ingresso nella struttura e avviare i lavori di ripristino dei campi in erba per i quali serviranno circa 2 mesi. Ma è anche il campo quello che interessa. Pelligra vuole stare vicino alla squadra in questo momento nelle tappe di avvicinamento al match contro il Latina. Oggi la ripresa degli allenamenti con Toscano che già pensa a come sostituire lo squalificato Quaini. Corbari è la soluzione naturale, ma c'è anche l'ipotesi Jimenez. In avanti invece potrebbe toccare a Rolfini giocare dal primo minuto, lui che ha all'attivo 4 presenze sempre partendo dalla panchina. Il suo utilizzo potrebbe essere in coppia con uno tra Caturano e Forte, con Cicerelli alle spalle, mentre Lunetta partirebbe dalla panchina. Un Catania molto offensivo, perché c'è la consapevolezza che è proprio questo uno dei momenti in cui più che mai bisogna attaccare il campionato. In Serie B inizia la marcia di avvicinamento del Palermo al prossimo impegno di campionato che sarà sabato a Chiavari contro l'Entella. Dopo la sosta, rosanero a caccia di punti per risalire in classifica. Marco Gullà.
Obiettivo tornare a fare punti. Il Palermo dopo la sosta tornerà in campo sabato a Chiavari contro l'Entella, una sfida dall'alto coefficiente di difficoltà perché l'Entella, nonostante una classifica comunque precaria, in casa si fa valere e in amichevole recentemente ha battuto anche il Milan. Pippo Inzaghi per la gara di sabato non avrà a disposizione Ranocchia che è squalificato, out anche Gomez e Gyasi. Il centrocampista francese potrebbe tornare a disposizione per la gara del 29 novembre contro la Carrarese, mentre per l'esterno nato a Palermo potrebbe servire qualche giorno in più, ma di sicuro salterà le prossime 2 partite. A centrocampo al posto di Ranocchia dovrebbe essere impiegato Vasic con Palumbo e Segre a completare il reparto. In avanti certo della maglia c'è ovviamente poi Giampaolo, poi potrebbe toccare a Brunori affiancarlo. Dal match di sabato fino alla prossima sosta, ovvero quella invernale, il Palermo avrà 6 gare da giocare, 6 partite che saranno radiografiche sulle ambizioni della squadra di Inzaghi, che in questo momento è sesta e a 7 punti di distanza dalla vetta. È tutto per questa edizione, vi ricordo la prossima alle 14, grazie per l'ascolto e buona giornata.